Buon pomeriggio, grazie a tutti per essere qui con noi. Innanzitutto ai nostri ospiti per aver accettato l'invito a partecipare a questo panel conclusivo della 2 giorni organizzata da Io Compro Siciliano, questo evento che si chiama Restart, ma grazie anche al pubblico presente, a chi ci sta seguendo in streaming e ci seguirà in seguito sulle piattaforme social di Io Compro Siciliano, quindi su Instagram, su Facebook e su YouTube. Restart vuole essere, almeno per gli organizzatori, ma così credo che sia, queste giornate sono state molto interessanti e molto ricche di spunti, vuole essere una sorta di inno alla ripartenza, un inno alla gioia, alla ripresa. Sono stati mesi difficili, ci sono varie difficoltà, il Paese e la Sicilia stanno vivendo una difficile crisi economica, ma non solo economica, anche sociale. E quindi il desiderio degli organizzatori, ma di tutti noi, è quello di ripartire con un nuovo sguardo, una nuova visione, delle nuove idee, dei nuovi obiettivi. E per fare questo Io Compro Siciliano ha organizzato 2 giorni di incontri, dibattiti in cui si sono relazionati operatori del settore, gli stessi organizzatori, sono state fatte molte riflessioni, tanti spunti sono stati, come dire, lanciati per affrontare questa nuova sfida che parte proprio da Palermo dal 2021 grazie a Io Compro Siciliano. Allora, intanto ringrazio, anche se non è presente, il direttore, l'architetto Luigi Biondo, il direttore del Museo regionale d'arte moderna e contemporanea che è Palazzo Riso, perché ci ospita in questa sala bellissima che ci fa proprio pensare alla ripartenza, perché siamo con un'opera d'arte di uno dei maestri dell'arte povera, il greco Cunellis, sulla testa, quindi abbiamo l'arte sulla testa, ma essendo in Sicilia abbiamo anche un grosso patrimonio sotto ai piedi, perché l'archeologia, gli scavi, tutto quello che si trova, il grande scrigno che è nascosto proprio sotto i nostri piedi, può essere anche un segmento interessante del turismo archeologico, perché il panel di oggi è dedicato proprio al turismo. Ieri e questa mattina si è parlato di cultura, si è parlato dell'universo del mondo del sociale, oggi si è parlato di impresa e di innovazione.
E questo è il momento conclusivo dedicato al turismo, che è uno dei motori trainanti dell'economia siciliana, non l'unico, è stato detto e lo sappiamo. Ci sono anche chiaramente i beni culturali, il grande patrimonio culturale dell'isola, c'è l'agricoltura, insomma questa nostra terra del mito offre tanto. E io direi di cominciare col ricordarvi soprattutto una cosa: siete tutti ospiti importanti, relatori che daranno un grande contributo a questo incontro, però vi prego, perché io sono proprio antipatica, di sintesi, stringere, massimo 10 minuti, e così tutti potrete avere il vostro momento, come è giusto che sia. Cominciamo con quelli che si sono inventati tutto questo, no? Questi due genietti che sono alla mia destra e alla mia sinistra, due local, due siciliani doc, che stamattina è stato detto in fondo hanno avuto la capacità di tratteggiare i puntini e comporre il disegno dove c'è scritto "io compro siciliano", una cosa che sembra apparentemente semplice, che chiunque poteva fare ma nessuno aveva fatto. Loro ci sono riusciti. E questa terra che dicevo bellissima, però anche una terra difficile a volte, cioè qui le cose non sono sempre semplici. Ma siccome stamattina si sono fatte tante citazioni e io me la voglio giocare pura, quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare, e quindi in questo momento di crisi noi siciliani, o almeno i siciliani di Io Compro Siciliano, hanno fatto capire che invece anche da un momento di difficoltà, anche da una crisi, possono nascere dei tulipani, insomma possono nascere delle belle cose. E allora comincio con uno dei due cofondatori, l'ingegnere Giuseppe Giorgianni, che ci dirà com'è nato tutto questo, a che punto siamo e quali sono i progetti del futuro. Sì, buon pomeriggio a tutti e grazie di essere qui questo pomeriggio. Siamo veramente felici perché stiamo avendo tanti riscontri. Queste due giornate dove noi volevamo dare, ecco, questo messaggio che proprio hai poco prima preannunciato, è ben riuscito. Abbiamo dato un messaggio forte per questa ripartenza di quest'isola meravigliosa, molto spesso non sfruttata a dovere, perché poi il problema della Sicilia è sempre quello. Noi abbiamo tutto, io lo continuo a dire, la Sicilia è un continente, la Sicilia non manca nulla, e potremmo essere veramente a livello internazionale molto più importanti di quanto lo siamo. E quello che volevamo e che penso che sia emerso da queste due giornate è proprio questo, quello di cerchiamo di togliere i campanilismi, di togliere l'individualismo, di cominciare a stare finalmente insieme, a costruire la comunità. Noi siamo un esempio, abbiamo costruito questa community di 300.000 persone, una città importante. Questo è il punto di partenza per far ripartire veramente tutto. Tra l'altro, ahimè, in una brutta situazione in genere l'italiano riesce ad emergere prima degli altri, e quindi abbiamo questo vantaggio, essendo italiani, a percepire e a capire, a sfruttare meglio dei momenti particolarmente dolorosi o comunque difficili. E dobbiamo sfruttare proprio questo momento, perché a livello internazionale un po' si è livellato tutto, ahimè per la pandemia, ma è come se fosse una guerra in questo momento, purtroppo. E questo è da sfruttare e soprattutto, ecco, per esempio, noi abbiamo trattato i 4 pilastri più importanti per una comunità, che sono la cultura, l'identità culturale, partita lì. La cultura è una delle parti più importanti, il sociale, che è un altro importante tassello soprattutto per la ripartenza, le imprese, perché sono il cuore pulsante dell'economia di un paese, e adesso il turismo. Per noi il turismo è particolarmente importante perché mi ha colpito ieri un intervento proprio dell'illustre Raul Russo che abbiamo qui. Il turismo per la Sicilia è un'industria, è l'industria più importante, è quella che deve progredire e deve crescere di più nei prossimi anni, perché realmente ci può dare quella spinta forte per realmente aumentare e divenire a livello internazionale quella meta che noi meritiamo di essere. Bene, grazie.
E allora, dato che il panel è dedicato al turismo, abbiamo qui Raul Russo, che è stato tra l'altro presente anche nel momento dell'inaugurazione, quindi insomma è uno dei nostri, fa parte della segreteria personale dell'assessore regionale al turismo, allo sport e allo spettacolo. Allora, una domanda così, tanto per chiacchierare. Pandemia, lo sappiamo tutti, momento di crisi, grande difficoltà, però c'è questo dato che è indiscutibile. In Sicilia è arrivata quest'estate tanta gente, tanti turisti, tanti viaggiatori, circa 3 milioni in soli 2 mesi, nonostante le difficoltà, il Green Pass, il tampone, i vaccini, tutto questo. Allora, il brand Sicily continua ad essere un brand top dal punto di vista del turismo. Avete fatto qualcosa in più in questo momento di difficoltà per invogliare, per convincere quello che chiamiamo turismo di prossimità, ma non solo, perché sono venuti anche tanti stranieri, cioè avete scelto delle strategie di marketing, di comunicazione particolari? Io penso solo ad esempio ai grandi eventi. A settembre ci sarà l'inaugurazione del primo festival jazz della Sicilia, a cui l'assessore ha lavorato con tanta passione, ma poi ci sono stati tutti gli eventi, tutti gli spettacoli nei teatri di pietra, nei teatri all'aperto, allo stesso Teatro Bellini. Che cosa avete fatto per convincere tutta questa gente a venire da noi? Grazie della domanda, grazie agli organizzatori per avermi coinvolto in questa importante tavola rotonda. Molto brevemente, rispettando l'invito di qui sopra, intanto abbiamo cercato appunto di riposizionare il brand Sicilia. Ci criticavano, perché ci sono state critiche a dicembre, quando non abbiamo fatto una campagna di comunicazione a dicembre dell'anno scorso. Non io, ma qualche esperto di comunicazione spiegava che ci serve un momento in cui tu il brand lo devi sempre tenere in vita, anche quando non puoi viaggiare, perché anche nel momento di maggiore difficoltà tu cominci a pensare, quando sarà possibile, dove andare in vacanza, e tu ci cominci a pensare chi si muove a dicembre, gennaio. Quindi primo passaggio, campagna di comunicazione non semplicemente in estate, ma anche prima, dicembre, gennaio, campagne importanti di comunicazione. La partenza del progetto Sicily, con la oramai famosa campagna che coinvolgendo tour operator, coinvolgendo strutture ricettive, coinvolgendo il mondo delle guide turistiche e il mondo dei beni culturali, ha creato dei pacchetti promozionali per la Sicilia che saranno utili non tanto adesso, ma saranno utili per allungare la stagione. Perché ricordo che il pacchetto Sicily ha scadenza 2022, cioè il pacchetto Sicily, il famoso prendi 3, paghi 2, sarà utilissimo non tanto in quest'estate, ma per mantenere questa lunga stagione turistica di prossimità da qua a dicembre, gennaio, febbraio e via via, e anche l'anno prossimo per ricominciare almeno ad aprile. Quindi una strategia di riposizionamento del brand, di comunicazione del brand, di grandi eventi nei vari territori, da Taormina, Catania, Palermo. Gli eventi, per esempio il Jazz Festival l'abbiamo fatto a settembre apposta per allungare sempre la stagione. Quasi destagionalizzato. Esatto, nasce come opera di destagionalizzazione. Insomma, tutto un insieme di opere che naturalmente da sole non bastano, perché poi bisogna costruire, e ritorno sul concetto di prima, una industria del turismo adeguata a questo tipo di richiesta, perché la richiesta per venire in Sicilia alla fine c'è. Paradossalmente il rimbalzo della pandemia ci ha riempiti, oggettivamente un fatto che è accaduto, speriamo anche per il nostro lavoro, ma oggettivamente per condizioni oggettive, non si andava all'estero, le nostre condizioni ambientali sono state... Il caldo che magari a noi la Sicilia ci ha fatto soffrire era ben visto da chi veniva dal nord, insomma una serie di condizioni oggettive. Però, ribadisco, dobbiamo continuare a mantenere industria del turismo. Per questo, per esempio, io ho lasciato poco fa, ho fatto tardi, abbiamo in corso un tavolo per rivedere tutta la normativa del turismo riguardo alla riclassificazione del ricettivo
e altre norme, perché abbiamo noi una legge sul turismo ancora datata 20 anni fa. E allora è chiaro che per esempio per offrire strutture ricettive adeguate ai tempi, non semplicemente con una classificazione moderna e in grado di ricepire, è chiaro che dobbiamo che poi sottoporremo naturalmente alla valutazione degli operatori delle associazioni di categoria, perché abbiamo anche riaperto un dialogo continuo con le associazioni di categoria che peraltro è stato molto utile durante il lockdown, dove è stato utile per fare tante videoconferenze, cosa che odiamo, però è molto utile per riaprire un dialogo continuo e costante. Poi ci siamo trovati d'accordo, ci siamo trovati meno d'accordo, ma questo appartiene alla dialettica normale. E il confronto. Ribadisco, il concetto di industria del turismo deve diventare un concetto importante che attraversa tutte le branche dell'amministrazione, deve trovare città accoglienti e qua ogni territorio deve fare la sua parte, perché poi c'è una responsabilità di chi vende il brand che è la regione, poi c'è una responsabilità dei territori di essere anche accoglienti. Ritengo che senza nasconderci dietro un dito che le polemiche che ci sono state da qualche personaggio influencer siano state anche eccessive e siano state puntate forse a fare più interessi dell'influencer in questione che altro, però oggettivamente continuiamo ad avere dei problemi oggettivi che non possiamo, non dobbiamo nascondere e ciascuno si deve passare la mano sulla coscienza e affrontare le sue responsabilità. Dobbiamo risolvere. Dobbiamo risolverli. Per il resto io penso che sia importante sperare che questo passaggio in zona gialla rimanga zona gialla, che quindi noi riusciamo a mantenere un autunno e un inverno tranquillo, che ci sia veramente degli atteggiamenti più responsabili per consentire a questo riscoperto movimento turistico di rimanere permanente. La grande scommessa dobbiamo metterci in testa, a partire dalle istituzioni, ma anche dagli operatori, è quello di allungare la stagione turistica. 10 mesi l'anno. Destagionalizzare un termine che usiamo da 20 anni, non è più destagionalizzare, è dire semplicemente alla Sicilia per 10 mesi di fare turismo, che poi in realtà sono 12, anche a Natale si fa turismo. È vero che abbiamo fatto, il Presidente della Regione vuole fare un tavolo per come costruire l'offerta di natalizi in Sicilia coordinata. Coordinazione, sinergia, condivisione sono le parole d'ordine sulle quali ci vogliamo muovere. Speriamo di continuare a ottenere risultati. Allora, cerchiamo di essere ottimisti, speriamo che vada bene. A proposito di parole chiave, seguendo i lavori di questi 2 giorni, come dire, il filo rosso ha legato insieme le parole che sono digitalizzazione, oggi si parlava anche di digital transformation, sostenibilità, innovazione, aggiungerei comunicazione. Io con ProSiciliano ha messo insieme tutte queste cose in un grande contenitore, ma com'è nato il tutto? Cioè, oggi siete una realtà ammirevole, anche perché è iniziata anche proprio durante il lockdown, dicevo prima, quindi durante un momento molto difficile. Ma voi due a un certo punto, un pomeriggio, non sapevate che fare, vi siete telefonati e che vi siete detti? Proprio così, guarda, non sapevamo cosa fare, in verità eravamo già dentro, tante cose da fare, ma sai, poi le cose non nascono per caso, perché alla fine sono anche frutto di quello che fai nella vita, quindi delle competenze e delle esperienze che porti avanti e ti portano in un determinato momento a far partire una realtà, e noi l'avevamo in mente. Siamo stati bravi a farla partire sotto il lockdown, quello è diventato moltiplicatore. Proprio il primo poi lockdown, che è stato quello più pesante, sì, precisamente l'anno scorso ad aprile. Sì, tutti gli argomenti, digital transformation, a me piace, ho parlato spesso nei vari interventi di comunità, che si sa che ormai è la parola, e molto di identità, perché tutto questo deve essere sistema, deve servire a sistema. Io con ProSiciliano si pone sempre come brand di garanzia del Made in Sicily, ma di qualità, perché è vero che arrivano anche i commenti sicuramente eccessivi di qualche personaggio, come diceva Raul. È anche vero che noi sappiamo quali sono le nostre pecche, che a volte siamo vicini sempre all'approssimazione, ma tutto questo si può risolvere con logiche di sistema, con logiche di formazione, che lo diciamo, l'abbiamo detto e lo ridiremo sempre. Ci vorrebbe la formazione per qualsiasi settore, specialmente nel mondo del turismo. Tutti i primi punti di contatto assolutamente dovrebbero
parlare inglese. Dici, ma non è una cosa assoluta, parlare inglese, quindi fare formazione sia nei servizi sia... E oggi l'assessore Lagalla ci ha raccontato che si stanno anche muovendo in questo senso, Sì, no? in quest'ottica, Stanno cercando sì. di raggiungere questo E obiettivo quindi, che ancora per noi è... questo è proprio il sistema, fare quei passi per portare tutto a un sistema. Iocomplu Siciliano si pone come super partners, anche per abbattere determinati individualismi. Si sa, questa è una terra che io ci voglio essere, sì, poi ci sono pure gli altri, ma io ci voglio essere. Invece Iocomplu Siciliano fa sì che, vuoi non vuoi, due realtà devono collaborare, non più sinergia come dicevamo oggi, ma networking o comunità come diciamo noi, devono collaborare anche perché il valore aggiunto è per il futuro, e tutto questo si porta a sistema. Abbiamo anche detto che la vera innovazione sta nell'unione dell'identità alla comunità, e noi di identità ne abbiamo tanto da vendere. Chiunque viene qua si innamora. Abbiamo avuto dei relatori che abbiamo portato qua vicino, cioè nel senso non abbiamo fatto chissà che cosa nei vari passaggi, rimanevano a bocca aperta, e lo sappiamo, ma questo non paga, questo semmai ci deve fare sempre più rendere conto della potenzialità che dobbiamo mettere a frutto, del lavoro che dobbiamo fare da ora, da questi 4 convegni. Io devo dirti, c'è tanto da fare, dobbiamo farlo, c'è già tanto lavoro da domani, non si potrebbe fare, si fa da domani. Le faremo sempre. Sì, abbiamo avuto dei relatori e delle figure che ci hanno premiato, diciamo, intanto nell'iniziativa di essere una community che unisce aziende, unisce privato, unisce pubblico, unisce un po' tutti e che rappresenta il Made in Sicily, ma noi vogliamo assolutamente renderli attivi tutti questi progetti e dare il nostro contributo unito alla forza di tutti, quindi sempre più garanzia del Made in Sicily. Io stesso a livello personale gestisco una struttura ricettiva qua a Palermo, e quindi abbiamo avuto 2 mesi di boom bellissimo. Sicuramente la pandemia ci ha trovato scoperti da tutti i punti di vista, è stato pesante, molte strutture purtroppo non ci sono più, molte altre si è fatta anche tanta selezione, quindi Penso alla tristezza di Via Roma. Sì, attraversare Via Roma è... Ma è doloroso. un momento che deve servire come ripartenza, Sì, come abbiamo detto in questo evento, e di sicuro è uscito fuori da questi 4 convegni questa voglia di ripartire, ci sono tanti input, sono usciti tanti input per la ripartenza, per coniugare tante idee e metterle a frutto attraverso il networking. Quindi felici, soddisfatti di queste 4 giornate. Adesso do la parola agli altri. Bene, grazie Davide. Turismo in un certo senso va a braccetto, anzi in tutti i sensi, va a braccetto con cultura, con patrimonio culturale, con beni culturali. Noi questo pomeriggio abbiamo qui tra i relatori Paolo Valentini, che è un funzionario dell'assessorato ai beni culturali e all'identità siciliana, che ho conosciuto da poco, mi ha aiutato a fare un caffè, ci siamo messi a chiacchierare e ho scoperto che, oltre ad essere un appassionato della nostra isola, è soprattutto uno studioso, un esperto di identità siciliana. Allora, dato che il panel, siamo dentro questa cornice del turismo in Sicilia, ma direi anche in tutto il bel paese, è legato alla cultura, sono i nostri 2 motori, no? Le nostre 2 Ferrari. E l'identità siciliana, questo settore specifico, così identitario, anche Davide ci diceva, è una comunità che trova forza nell'identità del brand Made in Sicily. Come vi state muovendo come assessorato affinché anche l'identità siciliana diventi un motore che trascina in Sicilia flussi di turisti? Voglio dire, noi offriamo il mare, offriamo il sole, l'enogastronomia eccellente, offriamo la grande cultura, ma poi abbiamo anche quel quid in più che è l'essere siciliani. Raccontaci un po'. Sì, grazie Giovanna. Innanzitutto desidero ringraziare Davide Morici e Giuseppe Giorgianni per questa occasione. La domanda è veramente, sembra semplice ma è molto complessa e articolata. Ed non è facile in un intervento di 10 minuti poter spiegare sinteticamente perché l'identità siciliana è... Sì, vedi, usiamo molte parole inglesi, brand, trend, Sicily, eccetera, eccetera. Invece ci dovremmo chiedere perché quest'anno, in piena pandemia ancora, diciamo, imperante,
più di 3 milioni di persone hanno visitato la Sicilia. I dati sono che solo Punta Raisi nei mesi di luglio e agosto ha fatto 1,5 milioni, se poi ci mettiamo il hub di Fontanarossa e Comiso arriviamo intorno ai 3 milioni, più i passeggeri diciamo a piedi con la macchina, viaggiamo intorno ai 4 milioni di visitatori in Sicilia. E dal punto di vista pandemico diciamo che proprio gli aeroporti hanno funzionato, perché l'indice di positività è stato soltanto, i controlli hanno funzionato, lo 0,2. Purtroppo gente che era positiva e che è venuto, questo è un dato che dobbiamo dire, ci ha portato ad essere oggi una regione in zona gialla. L'identità siciliana secondo noi è una chiave di lettura molto importante, e quindi anche lo è per il turismo, per il semplice fatto che la gente viene qua in Sicilia non soltanto perché, come è stato già detto, per il paesaggio, per il mare, per il caldo, eccetera, ma perché sente che in un mondo così globalizzato, dove agisce questa colonizzazione anglosassone, guardate, lo dico con serenità e senza polemica, perché tutti noi nella nostra vita ci ritroviamo a parlare per metà ormai con parole inglesi, sapendo bene che su 7 miliardi va bene che la lingua imperante, però diciamo il resto del mondo ancora parla le sue lingue e usa i suoi costumi locali, perché in Sicilia ritrova quegli elementi, quei valori fortemente appunto identitari, che sono innanzitutto quelli della nostra lingua, i nostri fattori antropologici. I nostri turisti arrivano e tutti vogliono venire per esempio a Palermo a vedere il mercato di Ballarò, perché? Perché lì sentono una lingua siciliana viva, vivente, che ancora lo è. Vedono appunto una realtà antropologica con tutte le situazioni ovviamente che hanno dato luogo anche a polemiche, perché la nostra è una terra ossimorica, è una terra del paradosso, c'è tanta bellezza ma ci sono anche le macerie, un museo di arte contemporanea nel Palazzo Belmonte Riso bombardato nella seconda guerra, sono tutte cose che la gente ricerca perché sa che vuole essere impressionata. Si parla tanto di turismo esperienziale, vai nella Sicilia interna e il cuore ti viene spezzato dalla bellezza di questi paesaggi nostri, ma questi paesaggi che li ha creati? Li ha creati la nostra storia, li hanno creati le nostre mani, non ultimo i nostri beni culturali, perché se è vero come è vero che l'Italia ha il 50% del patrimonio artistico mondiale, la Sicilia ha il 50% del patrimonio artistico italiano. Tutti questi ingredienti quindi è chiaro che poi si riferiscono sempre a questo discorso dell'identità, che è fatta appunto di lingua, beni culturali, paesaggio, del nostro essere siciliani, che è anche un altro aspetto importante del nostro essere siciliani è comunque l'accoglienza. Noi siamo una terra specializzata in ospitalità e in accoglienza. Cosa significa accoglienza? Ma accoglienza significa anche ricevere persone e farle mangiare con 1,50 euro. Io sono stato in Sardegna quest'estate, a Cagliari, con 3 euro ti veniva un pezzo di pizza così e non ti sfamavi. Poi vai in Sicilia e con 40, anche 45 euro, se vai in un ristorante di pesce, non ti fanno alzare se non hai la pancia abbuffata. Questo è un dato importante perché nel mondo ormai questa cosa si è persa. Quindi, con tutte queste cose messe assieme, la dicono lunga sul fatto che, come diceva giustamente Davide, e anche Giuseppe, noi abbiamo delle potenzialità. Il problema qual è? E qui entra in gioco il ruolo delle istituzioni e chiaramente dell'assessorato di cui faccio parte, che badate bene, ribadisco, non per niente si chiama assessorato ai beni culturali e all'identità siciliana. Come sfruttare al meglio queste enormi potenzialità? Questa è la sfida. Sono state dette delle paroline magiche anche da Raul Russo, la sinergia per esempio, questo festival del jazz ci vede autori con l'assessorato al turismo. Sotto questo aspetto spezzo una lancia a favore delle istituzioni del governo regionale che si sta muovendo in questo senso. I problemi ci sono, ma fondamentalmente, ripeto, come dicevamo Giovanna, e concludo, il messaggio che si dovrebbe fare passare ancora di più e su cui noi stiamo lavorando, apro una parentesi, questa manifestazione della ripartenza di Io Compro Siciliano è inserita all'interno di questa rassegna che ci siamo inventati, che è Settembre a Riso, dove con pochissime risorse abbiamo concentrato la maggior parte delle iniziative direttamente promosse che abbiamo finanziato, cercando di valorizzare uno dei siti culturali più importanti della città di Palermo, che è regionale, che è il Museo Riso, mettendo assieme tutti questi spettacoli, tutta questa offerta culturale, come per esempio questa iniziativa, che hanno come leitmotiv appunto l'identità siciliana, convinti come siamo che se non si cambia paradigma, se non si cambia proprio
il messaggio culturale. Non è vero che siamo una terra di fannulloni, non è vero che siamo una terra di mafia, non è vero che siamo una terra di... Cioè, anche, va bene, ci sono questi problemi, ma qui il discorso si amplia, perché vorrei dire, ci sono delle condizioni oggettive e storiche su cui ci troviamo, perché che siamo colonia lo sappiamo, è inutile che ammucciamo il sole con il dito. Però ribadire che nonostante tutto la Sicilia e i siciliani abbiamo ancora degli antidoti tali su cui poter puntare, questo va detto forte e piano, anche perché concludo con questo dato: 4 milioni di persone vengono perché i siciliani nel mondo siamo assai. I residenti siamo 5 milioni, parlo di nati in Sicilia, ma sparsi per il mondo ce ne siamo altri 17 e totale fa 22. Siamo quasi una nazione come la Romania. Non dimentichiamoci di questi dati. Grazie. Grazie a te. Veramente noi siciliani siamo ovunque e alla fine ci facciamo conoscere, apprezzare, ammirare. A proposito del Festival del Jazz che l'assessore Messina lancerà a giorni, volevo ricordare, non tutti lo sanno, che il primo disco di jazz è stato realizzato da un siciliano di Sala Paruta, Nick La Rocca. Quindi noi siciliani ci spostiamo magari perché abbiamo bisogno, necessità delle cose, e poi ci inventiamo anche il jazz. Quindi andando a New Orleans come migranti poi ci inventiamo anche un filone musicale. Allora, se non sbaglio adesso abbiamo il collegamento web, ditemi se è vero. Sì, vedo Mariangela Sagnitti che dall'Australia ci segue. Ciao, scusaci se ti abbiamo fatto fare tardi o presto, non so. Che ora è lì in Australia? Qui sono le 12:30 di mattina. Allora pronti per andare a tavola tra un po'. Mariangela è la coordinatrice. Lì è di notte, allora. Di notte, allora no, quello... Vabbè. Va bene, Mariangela, dicevo, per chi non lo sapesse, è la coordinatrice di Io Compro Siciliano, e in Australia tra l'altro. Allora, il brand Made in Sicily e nello specifico Io Compro Siciliano lì tra i canguri, come funziona? È apprezzato? Ha successo? Ci sono delle prospettive di ampliamento? Dici tutto. Prima di tutto vi do il buongiorno e grazie per avermi invitati a partecipare a questa riunione. Sì, guarda, il Made in Sicily qui è molto molto famoso, c'è un amore proprio, specialmente adesso che non possiamo uscire, non possiamo viaggiare qui sia dentro l'Australia e sia fuori dall'Australia. Perciò stiamo tutti proprio, specialmente noi che siamo figli di siciliani, che non vediamo l'ora di ritornare in Sicilia, nei nostri paesi, nei nostri borghi dove i nostri genitori sono nati e sono cresciuti. Per noi portiamo molto caro la Sicilia nel nostro cuore, ma anche tramite le nostre amiche, i nostri amici, i nostri partner nel business. Parliamo sempre della Sicilia, non parliamo dell'Italia, parliamo della Sicilia. Parlate della Sicilia e siamo riusciti in questo tempo a cambiare l'immagine che era quella della coppola, del film del Padrino, della piovra, insomma di tutti quegli stereotipi locali. Come ci vedono adesso? Siciliano è sinonimo di bellezza, di cultura, di vino buono, non so. La storia, la bellezza, la lingua, la cultura, il fatto che da un paese a un altro già c'è un differente dialetto, perché anche noi che siamo figli di siciliani che sono immigrati, il dialetto che parliamo non esiste più. Perciò anche quella è una cosa molto importante, che all'estero i siciliani parlano il dialetto che non esiste più. E questo è anche un'occasione per noi di poter ritornare nel paese e poter capire e parlare con i nostri parenti e amici che si fanno quando si gira la Sicilia, che non siamo ignoranti e sappiamo parlare la vostra lingua, il dialetto. Guarda, prima di te c'è stato un intervento da parte di
di Paolo Valentini che diceva, che cerca di sostenere proprio il segmento dell'identità siciliana, e di sicuro l'idioma, la lingua è uno dei principali fattori di questa identità, anche perché poi noi alla fine siamo dei veri poliglotti, cioè parliamo tanti dialetti, parliamo tante lingue. E nella tua città, io non so dove ti trovi in Australia, nella tua città la comunità siciliana è molto presente, è molto ricca. Quanti siete? Sì, allora io abito a Brisbane. Brisbane è la capitale del stato del Queensland, zona molto siciliana. La mia prima lingua non fu l'inglese, fu il dialetto castiglionesi. I miei genitori vengono da un paese di provincia Catania, Sì, Castiglione di Sicilia. siciliano, Castiglioni, di Castiglioni. E niente, io ancora parlo il castiglionese in casa. Io rappresento l'italiana all'estero, sono la presidente del COMITES, il Comitato per l'Italiano all'estero, sì, e rappresento i 2 stati più grandi in Australia. Perciò per me prendo molto piacere e prendo ogni occasione che posso per girare il Stato e raggiungermi con gli immigrati siciliani di una certa età che sono venuti qui a 18 anni e hanno 90 anni e non parlano né l'inglese né l'italiano, ma parlano un dialetto che quella è una cosa molto preziosa. Perciò io come rappresentante dell'italiano all'estero ci tengo tanto di mantenere e fare un archivio di queste storie, che dopo magari i nipoti di queste persone capiscono cos'è la Sicilia e da dove vengono i nonni e i bisnonni. E lì c'è la sinergia che vengono in Sicilia. Allora, grazie per il lavoro importante che stai facendo per tutta la comunità siciliana. E a questo proposito mi ricollego ad una cosa che è stata detta ieri. A un certo punto si è parlato anche di borghi, della riscoperta di questi luoghi a misura d'uomo. Noi siciliani abbiamo dei borghi bellissimi. E si ricordava che c'è un borgo che è, da dove sono partiti la maggior parte dei giovani, perché non hanno prospettive, non hanno motivazioni, non hanno un futuro.